Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Io vorrei con voi iniziare con una domanda secca. La domenica di Pentecoste ha qualcosa da dire alla difficile e turbolenta e complessa vicenda europea, coinvolta anche nella consultazione elettorale? Lo sappiamo e non dovremmo mai dimenticarlo. La parola di Dio, il Vangelo, non offre precise e dirette risposte alle nostre domande. Allo stesso tempo, però, la parola di Dio non è estranea e disinteressata alla nostra storia e alle nostre vicende. All'interno della provvidenziale autonomia delle realtà terrestri e umane convive la lampada del Vangelo che deve illuminare questa nostra storia per aiutarci a decifrare in profondità quello che viviamo e per sorreggerci nella difficile arte del giudicare quali scelte sono al servizio del bene e quali al contrario sono contro l'umanità. Partiamo dal motto dell'Europa: uniti nella diversità. È una scelta saggia che ci ricorda che siamo appoggiati sulla cultura greca e sulla complessa tradizione giudea-cristiana, ma sappiamo anche che su segmenti di questa tradizione nasce anche nel 609 d.C. la stesura del Corano, che si è depositata in questi libri che questa tradizione ebraica, cioè greca, ebraico-cristiana, si è depositato in tanti libri della Bibbia, al punto che possiamo serenamente affermare che la pluralità dei libri della scrittura ha di fatto creato l'humus per la convivenza tra diversi popoli in questa ricca e fragile Europa. Il fatto, non dimentichiamolo, che il primo libro stampato sia stato la Bibbia non è un caso. Esso ha contribuito ad educare le nostre comunità europee a cercare l'unità a partire dalla diversità. Lo sappiamo e lo abbiamo conosciuto dalla storia. Non è stato un cammino facile. Conflitti, scontri, persecuzioni, crociate, condanne sono alcune delle tante parole che ci ricordano che troppo spesso l'unità sia stata intesa come omologazione oppure come sopraffazione del forte sul più debole, con tutte le conseguenze derivate dall'uso della violenza che ha generato guerre e conflitti di ogni tipo. La solennità della Pentecoste sembra conoscere questa nostra esperienza umana
Il testo della lettura di oggi ci parla della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli a Gerusalemme. E chi scrive questo testo degli Atti dice che grazie allo Spirito Santo popoli diversi, alle prese con lingue differenti, parti, medie, lamiti, eccetera, riescono a comunicare tra loro, a capirsi, a confrontarsi e a incontrarsi senza dover passare per l'umiliante necessità del dover parlare la stessa lingua. Vi ricordate Babele? Era successo l'opposto della Pentecoste. Per paura di essere diversi, gli uomini vogliono costruire una città dove tutti parlino la stessa lingua e siano dotati di un solo grande simbolo, la famosa immensa torre che deve arrivare fino al cielo. E un biblista commenta così: il loro progetto è quello di evitare la diversità, di resistere alla differenziazione e di costruire la loro unità a mo' di conformità. L'esatto opposto del gesto creativo di Dio che ha creato il mondo, separando l'uno dall'altro e diversificando. Per questo a Babele Dio li disperde e dona all'umanità tentata dell'uniformità il dono delle lingue e delle idee diverse per dare forma concreta all'amore. Che bello scoprire in questa Pentecoste di quest'anno che lo Spirito di Gesù non ci vuole tutti uguali, omologati, ciclostilati e appiattiti, in modi che negano ogni autenticità. Che bello prendere coscienza, grazie alla Scrittura, che sono le nostre diversità a renderci veri e che solo se impariamo ad accogliere la diversità dell'altro si sciolgono rancori, asti, odi e violenze. Mai come oggi la nostra vecchia e cara Europa ha bisogno di Pentecoste. Ha bisogno che lo Spirito di Dio ci educhi al rispetto reciproco, ci doni il coraggio dell'incontro tra persone, perché venga sradicata ogni tentazione di costruire l'unità nell'uniformità. Anche perché l'unità nella diversità è una bellissima definizione della pace e dell'amore, fondato sul fondamento del rispetto dell'altro e della giustizia, che impedisce di ridurre chi si incontra a proprio oggetto di sfruttamento o satellite o nemico. Parlare lingue diverse e incontrarsi, avere idee diverse e restare insieme, votare forze politiche differenti e non odiarsi. Questa è la forza e la bellezza a cui deve tendere tutta l'Europa ed è questa la direzione verso la quale dobbiamo camminare tutti, sapendo però che ci sono ancora tanti ostacoli su questo cammino e che c'è ancora molta strada da fare. Anche per questo non possiamo accettare che la violenza, le armi e il tentato omicidio restino la risposta a idee diverse. L'inaccettabile attentato al primo ministro slovacco è il segno che la nostra Europa deve ancora esercitarsi nella pratica del rispetto reciproco, del dialogo, della bellezza e del pluralismo che genera avversari sul piano delle idee, ma mai nemici.
San Giovanni, avete sentito nel suo Vangelo, è stato chiarissimo. Quando verrà lo Spirito della verità, che è venuto, viene e verrà, vi guiderà a tutta la verità. E allora, in questo tempo, lasciamoci dal profondo delle nostre coscienze guidare dallo Spirito. Chiediamo a Dio, nel suo Spirito, di renderci consapevoli che solo nella diversità accolta, perdonata, riconciliata e incontrata si entra sui sentieri dell'amore e si esce dalla mortificante uniformità che nega l'umanità e la bellezza del creato. E chiediamo allo Spirito di donarci la sua presenza e di camminare con noi, perché ci doni di costruire unità non solo tra popoli nella storia, ma anche con noi stessi, con le nostre famiglie, con persone che sono diverse da noi. Buona festa di Pentecoste. E allora la preghiera che è nata è questa. Caro Gesù, una volta pensavo che se tutto il mondo parlasse italiano, noi bambini non dovremmo studiare inglese, tedesco o le cosiddette lingue straniere. Ma poi ho capito che essere tutti uguali non è bello. E mi sono detto che a volte, quando si litiga, ad esempio, non ci si capisce, anche se si parla la stessa lingua. Mentre altre volte ci si vuole bene e si riesce a fare amicizia anche con bambini che sono di altri paesi e che non parlano l'italiano. Oggi ho capito il senso e il dono di questa bella festa dal nome strano, Pentecoste. È il tuo Spirito che avvicina i nostri cuori e che ci aiuta a capirci, a volerci bene, anche se parliamo lingue diverse. Gesù, non è grave se parliamo lingue diverse. Quello che è brutto è quando non ci capiamo e quando vogliamo obbligare gli altri a parlare e a pensare come noi. Grazie Gesù.